Convinto che siano le stagioni migliori da quando ho l'onore di dirigere questo stabile. È la quarta stagione firmata da Alessandro Gasman al Teatro Stabile del Veneto e porterà novità e produzioni innovative. Il Teatro Goldoni ospiterà 15 spettacoli, 16 il Teatro Verdi per un totale di 22 titoli. Le nuove proposte sono affidate a 3 giovani registi. L'esordiente Lorenzo Marangoni, dopo il successo del premio OFF 2012, firmerà la regia di Seordita Parone di Gino Rocca. Antonio Latella metterà invece in scena una rivisitazione del capolavoro di Goldoni, Il servitore di due padroni. La terza produzione, L'ispettore generale di Gogol, sarà curata da Damiano Micheletto e vedrà sul palco attori veneti come Alessandro Albertini e Stefano Scandaletti. Tra gli spettacoli ospitati Tony Servillo con Le voci dentro di Edoardo De Filippo, Franco Branciaroli, protagonista del Teatrante di Thomas Bernhard. A seguire operette morali per la regia di Mario Martone e 2 testi di Ibsen. A Padova Gabriele Lavia sarà regista dei Pilastri della società, mentre a Venezia andrà in scena Edda Gabler per la regia di Antonio Calenda con Emanuela Mandracchia. La drammaturgia contemporanea anglosassone sarà nuovamente presente con The Country di Martin Krimp con Laura Morante e Gigio Alberti. A completare le proposte Il malato immaginario con la regia di Marco Bernardi e Paolo Bonicelli. Di altissimo livello anche il teatro privato con Nancy Brilli, Laura Barbareschi, Leo Gullotta, Elio De Capitani e Fernando Bruni e Marco Paolini. A Padova e Venezia si vedrà anche Spring Awakening, Risveglio di primavera, un musical particolare tratto dal dramma di Frank Wedekind. La sezione riservata al teatro di sperimentazione presenterà 3 formazioni che si stanno affermando per qualità e valore nel cosiddetto nuovo teatro. Un caleidoscopio di proposte, qui seguiranno tra settembre e ottobre il premio OFF quest'anno a Padova e Venezia e lo spettacolo Massa Critica di Giorgio Sangati, produzione rivolta agli studenti delle scuole medie di secondo grado, e l'operetta La Vedova Allegra. È fondamentale sottolineare l'importanza della funzione produttiva del teatro stabile, ha evidenziato la presidente Laura Barbiani, che non solo propone al pubblico un cartellone di qualità, ma svolge anche un'azione culturale attiva realizzando produzioni che girano tutto il paese.